Una scintilla e poi lo scoppio terribile, seguito da una fiammata. Un operaio colpito al torace da una lamiera e l'altro investito dal calore in pieno volto. Si consuma così in un attimo l'ennesimo dramma sul lavoro, che solo per un miracolo non si è trasformato in tragedia. Ore 9 all'Alberco di Castelfranco, i due lavoratori sono dipendenti di una ditta esterna impegnati in una manutenzione all'interno di una vasca profonda 2 metri. È il pozzetto di decantazione dove viene raccolto il materiale di risulta dal raffreddamento delle macchine utensili. Gli operai stanno lavorando alla saldatura di un coperchio, una sorta di tombino in lamiera. In questo luogo non dovrebbero essere presenti materiali infiammabili, ma così evidentemente non è, perché a quanto accertato dai vigili del fuoco ci deve essere un residuo di gas combustibile che a contatto con la scintilla del saldatore provoca lo scoppio. L'operaio più giovane, ventenne, viene colpito al petto dal coperchio schizzato come un proiettile. Il secondo, un 39enne di Tre Baseleghe, si vede arrivare addosso la fiammata. È lui il più grave. Immediati i soccorsi con l'uomo trasportato prima all'ospedale di Castelfranco e poi al centro grandi ustioni di Padova. Fortunatamente non è in pericolo di vita, 30 giorni di prognosi, ferite serie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spisal per ricostruire con certezza l'accaduto e le eventuali responsabilità. Mentre la Marca fa i conti con l'ennesimo infortunio, la punta di un iceberg. Le autorità e gli enti preposti che si sono già presentati questa mattina in azienda faranno le opportune indagini per capire di chi sono le responsabilità, però non è tanto un fatto di gravità, cioè è un fatto di gravità, ma ogni episodio che metta in discussione la tutela dei lavoratori ha tutta la dignità del caso. Una piaga, quella degli infortuni, destinata ad aggravarsi, dice il sindacato, se dovesse continuare lo spacchettamento della filiera produttiva. Se le filiere produttive, attraverso gli appalti, attraverso l'utilizzo di forme di lavoro contrattuali individuali, diciamo così, atipiche, ovviamente questo processo di spacchettamento delle filiere, di precarizzazione, non aiuta di certo rispetto a quella che è un presidio e quello che è sostanzialmente una giusta attenzione rispetto ai temi della sicurezza.